tutti, amiche ed amici, e bentornati nel mio canale. Che fa Gigio? Fa 2 dirette in 2 giorni? Sì, faccio 2 dirette in 2 giorni perché ieri ci sono rimasto molto ma molto male del fatto di non essere riuscito a farvi vedere poi l'impasto finito, perché in effetti l'impasto che abbiamo fatto ieri insieme non era un granché da vedere. Per qualche motivo che ancora non riesco a capire, l'impasto era venuto molto molle, nonostante le quantità e i rapporti tra farina e acqua fossero i soliti, in sostanza 65% di idratazione. Così poi abbiamo finito la diretta, l'ho lasciato riposare, poi dopo l'ho rilavorato un pochino e poi ho fatto i panetti e l'ho lasciato, ciao Marco, e l'ho lasciato poi riposare come al solito, e sinceramente non gli avrei dato 2 lire in mano, però poi alla fine, ciao Stefano, alla fine poi devo dire la verità, ne ho provato a fare uno a pranzo e funziona, insomma l'impasto era buono, quindi ho detto facciamo una cosa, proviamo a fare una cottura insieme e la faremo addirittura con il forno ardore, come ben vedete qui, e sta riscaldando, anzi è già bello caldo. Nel frattempo vi ricordo di mettere un bel like se vi sta piacendo il video, mi raccomando ragazzi, ragazze e ragazze, è importante davvero per me. Allora io prendo adesso questo, nel frattempo provo a tagliare quindi la mozzarella in modo tale da utilizzarla sulla pizza. Allora per quanto riguarda il taglio, mi raccomando sempre di partire da fettine che siano larghe meno di 1 centimetro, ok? Queste fettine poi andranno tagliate a listarelle. Questo vale soprattutto se utilizzate un forno come il mio. Se invece utilizzate un forno di casa per fare il metodo combo, le listarelle devono essere più spesse, ok? Vedete come sono? Questa è la dimensione. Nel frattempo Luigi, fior di latte e non mozzarella, magari Luigi riuscissi a trovare il fior di latte, sarei la persona più felice al mondo. Sì, l'ho recuperato, infatti il motivo di questa diretta è farvi vedere il famoso impasto di ieri, vedere che cosa è successo. Purtroppo ragazzi qua è un miracolo riuscire a trovare mozzarella di bufala e figuratevi se riesco a trovare fior di latte, però questa mozzarella è così sciacquetta che insomma ricorda vagamente il fior di latte. Ok, allora questo è tagliato, abbiamo quindi un residuo di pomodoro qua, ok, anzi facciamo una cosa, forse così vedete meglio con la luce, ok. Allora leggiamo un po'. Allora qui abbiamo quindi pomodoro che è rimasto da prima, un po' di mozzarella che ho tagliato, qui c'è del parmigiano grattugiato, non ho messo del pecorino romano, qualche fogliolina di basilico fresca tolta dalla pianta, olio e poi la farina che utilizzerò per fare il bagnetto, e poi elemento fondamentale in tutto ciò è la spatola. Senza la spatola non riusciamo a fare nulla, ok? Allora nel frattempo io direi di andare a vedere la temperatura del rockbox dell'ardore e vedere come siamo messi. Qui dovreste vedere insomma il termometro, 480, 490, 500, sì ragazzi siamo anche ben oltre il dovuto, ok? Prima di andare a infornare, in pratica abbasserò la temperatura, altrimenti la brucio sotto. Farina nuvola, la rossa, questa è una bella cosa, la farina nuvola. Ragazzi, la farina nuvola è so che è una farina davvero magica, perché riesce a, ecco, abbasso un po' che sennò qua, è una farina magica che riesce, insomma, lì dove tante farine non riescono. Però c'è una polemica in atto tra pizzaioli e che dicono insomma, che senso ha
che senso ha usare una farina super? Cioè, allora dov'è che finisce l'arte del pizzaiolo e inizia la qualità della farina che fa tutto da solo? Questa è la... ma sinceramente per me sono polemiche sterili, ma alla fine l'importante è portarci a casa una pizza buona. Coda o ardore? Beh, sono un po' piatti, questo è dovuto sicuramente all'alta idratazione, o perlomeno quello che ci sembrava un'alta idratazione, ma in realtà non so, è che forse una farina tra le due che avevo utilizzato, cioè 5 stagioni e la farina Caputo, non aveva assorbito bene l'acqua, e quindi poi non so che cosa sia successo in realtà. Comunque vediamo un pochino, riusciamo a recuperare. Allora, vedete qui che secondo me sono andato ben oltre i tempi, quindi devo fare molta attenzione per non bucarla, quindi la stenderò davvero adagio, adagissimo, ok? Perché questa è la classica pizza che secondo me in cottura zac, si strappa. Guardate, lo vedete, se riuscite a vedere in mezzo, questa qua è una pizza che sta per morire a livello di glutine in pratica. L'impasto della pizza è migliore con lievito di birra o pasta madre? Non lo so ragazzi, a me a livello di gusti personali preferisco il lievito madre, perché conferisce quel sapore leggermente acidulo. Allora ragazzi, guardate, non vado oltre, anche se comunque entrambe le mani ci vanno sopra, per cui insomma già è abbastanza allargata, però io noto che ci sono punti in cui l'impasto può probabilmente cedere, quindi visto che voglio evitare, prendo il pezzetto qua e copro, ok? Perché potrebbe succedere, ok? Quindi faccio un'altra cosa, tra altre cose, ritorno qui sul forno ardore, ok? E andiamo, vedete che bello, vi porto con me, questa cosa non si è mai vista, nessuno youtuber ve lo fa vedere, nessuno. Ditemi chi è che vi porta in diretta e vi fa vedere la fiamma di ardore in diretta. Chi ve lo fa vedere? Nessuno, guardate. Non so ragazzi, non so. Qua davvero pensano che pettiniamo le bambole, in realtà facciamo pizze. Ok, allora ritorniamo alla stesura, ok? Allora prendo, nel frattempo vi leggo. Ardore d'esterno, tutti sono d'esterno ragazzi, tutti. Non fate ciò che sto facendo io, mi raccomando, non fate a casa ciò che faccio. Io lo faccio soltanto per i miei video e per le dirette, perché è pericoloso, mi raccomando, è pericoloso. Questi non sono forni da interni. Solo il Rockbox, in base alle spiegazioni, al manuale, dicono di poterlo utilizzare in un ambiente chiuso nel caso in cui l'ambiente abbia determinate condizioni dal punto di vista proprio delle dimensioni della reazione. La mia cucina è molto grande ragazzi, sono tanti metri quadrati, ho 2 finestre che lascio aperte durante queste mie prove e soprattutto ho un rilevatore di monossido di carbonio. E poi vabbè, è venuto un esperto a controllare, a fare la sua certificazione, altrimenti non l'avrei mai fatto. Però questo non è un qualcosa che consiglio assolutamente. Questi sono forni da esterni. Se volete un forno da interno dovete prendere un forno elettrico, c'è il P134 e ce ne sono tanti altri. Ci sono quelli più economici tipo l'F1, quindi avete scelta. Mi sono spiegato? Vi leggo. Molino, vabbè, voi state parlando di farine, quindi vi lascio fare. Allora, prendiamo un po' di mozzarella senza esagerare. Ok, ma sì, abbondiamo, poi dicono che siamo provinciali. Ecco qua. Poi prendiamo. Qua poi ci sta la diatriba sul basilico, è meglio metterlo spezzato oppure metterlo intero. In realtà c'è chi dice che spezzandolo faccia uscire diciamo gli oli essenziali
del basilico e questo poi lo rende amara la pizza. Per esempio Marco Iovine può probabilmente rispondere a questa domanda, che lui è un pizzaiolo professionista. Marco, tu che fai con il basilico? Lo lasci, lo spezzetti oppure lo lasci intero? Vi facciamo il giro di olio, ok? Poi diamo un'allargatina piccola piccola ragazzi, piccola, perché questa pizza la vedo fragile, ok? Ci siamo, vedete? Palla di legno coperta interamente, la vedete? Ok, adesso vi ricordo di mettermi un bel like se vi sta piacendo il video, altrimenti un dislike va benissimo lo stesso, ok? Allora, vedete il forno, adesso inquadriamo per bene, sposto questo, abbasso adesso la temperatura, è importante perché sennò altrimenti bruciamo la pizza, sciogliamo subito la mozzarella e non otteniamo il risultato sperato. Quindi adesso facciamo così, guardate qua ragazzi, vi porto con me, non si è mai vista una roba del genere, vi porto con me, guardate, guardate qua, va ragazzi, cominciate a contare i secondi. Io nel frattempo prendo un piatto. Se mi fate domande ragazzi purtroppo non le leggo, perché sto guardando il forno. Vedete qua? Anzi, accendiamo un'altra lucetta, magari riuscite a vedere meglio. È uguale più o meno. Allora, si sta gonfiando, ok? Quindi io prendo la pala, che è decisamente grande sinceramente per il forno, ma è una pala d'acciaio che mi piace tantissimo, quindi la utilizzo, la riscaldo giusto per far sì che non si attacchi, faccio così in modo tale da evitare che rompa la pizza. Vedete come frigge? Spostiamo la luce, magari riuscite a vedere meglio. Adesso aumento. Vediamo un po', secondo me a occhio direi che forse l'impasto ha perso un po' di zuccheri, vediamo. Ma non è detto, faccio fare un po' esternamente. Ok, è fatta, direi di farla di un po' qui. E adesso a fuoco e seguite la pizza. Allora, nel frattempo proviamo a fare la prova del taglio, la facciamo in diretta. Comunque nessuno che mi fa un applauso, io sono davvero sconvolto, è pazzesco, è pazzesco. Mettetemi almeno un like. Allora, togliamo questa roba qua. Facciamo, ma prima di tutto vediamo sotto com'è live, vedete? È cotta il giusto, diciamo, insomma, non è né bruciata né cruda, secondo me. La sento un po' croccantina. Vediamo qua. Vedete qua com'è? Non so se riesco a vedere. Ok. Ciao Salvatore, saluti a Catanzaro. È qui così. E questo è il risultato.
frattempo io qui vi faccio la prova assaggio, vedete com'è qua? Bella prova assaggio. La consistenza è buona. Allora, come vi dicevo prima, ciao a tutti, ciao amici, per chi l'ha visto e per chi non c'era. Allora, andiamo qua, visto. Facciamo che parlo di meno e faccio di più, che secondo me questo dopo un po' crasherà di nuovo. Ce la faremo. Grazie ragazzi e ragazze per la fiducia, grazie a tutti, grazie a tutti. So che non è facile seguirmi in queste condizioni. Siamo a 4 like, poi alla fine mi sa che dovrò mettere tutti sti live insieme in un video. È un peccato che volevo fare un live solo e non dover poi editare i video. Vabbè, non fa niente, dai, non succede nulla. Allora, nel frattempo vi risaluto a tutti. Ok, andiamo qua. Anzi, sapete che faccio? Io direi che vado ad alzare la temperatura di ardore. Vado ad alzare la temperatura di ardore. Qua c'è sempre qualcuno che si infila. Ok. L'impasto è un pochettino debole, insomma lo sento che è debole. Si stende bene, però secondo me fra poco si spezzerà. Ok. Ok. Prendiamo la pala di legno e la mettiamo qua. Vediamo che succede, va. Prendo una forchettina, servirà a bucherellarlo per non farlo alzare in cottura troppo. Quindi vedete, facciamo così. Non sono in diretta più. Sei sicura? Ragazzi, c'è qualcuno che mi sta guardando perché la mia assistente mi informa che forse il video mi stanno guardando. E lascia, non lo so, mi dicono che non è più disponibile, forse è uno streaming vecchio che non è disponibile questo. No, perché guarda, la diretta cottura, ecco che chiede. È perché ce n'erano di più di questi qua. Ah, allora è questo? Sì, credo proprio di sì. Allora, nel frattempo ok, abbasso questo qua, così vedete la pizza. Io metto la telecamera verso il rockbox ancora, verso l'ardore. Cuocere soltanto con un filo d'olio e vediamo che succede. Guardate, guardate. Cresce, cresce. Alziamo un po', anche se potrebbe essere pericoloso, nel senso che la pizza si potrebbe bruciare non essendoci mozzarella sopra, quindi abbasso qua, ok, la faccio fare un po' fuori, alzo qua.
visto che qualcuno ha montato una specie di estensione esterna per l'ardore. Sembra molto molto utile, serve in pratica a lasciare la pizza un po' fuori e continuare nella cottura. Poco! Ok, dai, non voglio esagerare. Domande, c'è gente che fa domande, giustamente anche fa domande e io do risposte. Allora ragazzi, sto tornando qua alla base, posto di combattimento, ed ecco la pizza, cioè ecco il nulla, perché la pizza focaccia sta qui. Ok, ditemi un po' cosa ne pensate. Ok, sto leggendo, sì, lo streaming è differente. Guarda, non lo so che cosa sta succedendo con questa roba qua del del Roland, ve lo farò sapere. Ad ogni modo, mettiamo qua la pizza, ecco qua, ve la mostro. È cotta, anche se in alcuni punti è più chiara. We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga, e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!